Sono in free play. Comunque, bene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono su Among Us e da una vita che non lo portavo perché non uscivano degli aggiornamenti, ma adesso è uscita la nuova mappa. Come vedete ci troviamo nella nuova mappa, questa qua, che è molto ma molto grande. Sono ancora un po' disorientata anche se l'ho giocata, però sono un pochino disorientata. E andremo a cucinare insieme. Guardate che bello, sto cucinando, ma dobbiamo fare il panino. Mettiamo la carne. Ah, che buona. Lo so, non si doveva fare così, però dovevo mettere i pomodori nell'insalata. Che buono. Ho mangiato quel panino. Ora devo ritornare in armeria e devo riordinare i pistoli. Se sapete, questa è la nuova mappa, come già vi avevo detto, e sto facendo un po' di task in free play. Infatti questo era l'obiettivo del video. E ora devo vestire sto manichino. Ah, ma sta là sopra, quindi mi devo rifare il giro. Ah, ma posso andare là allora? Sì. Celle? Sono le celle. Adesso vado in questa stanza. Ma qua ci sta tutto giallo, come mai? No, non devo pulire la gemma. Ma che vestito brutto. È vestito tutto a casa. Intanto sto guardando il manichino. Devo andare nella stanza divisa. E devo fare la task dei dati. Quindi quella della connessione. Stanza divisa, il tablet. Ah, questo è palloso. Ok. Adesso devo andare fuori. Ma che combinato? Come dovrei fare un giro enorme? Vabbè, ma dovrei fare un giro enorme. Un'altra volta, un giro enorme. A parte che sta mappa è gigantesca. Soprattutto l'armeria c'ha una forma strana. Devo andare sul ponte di osservazione. No, guardate che bello qua. Dove sta? Devo avere una buona connessione però. Good. Sta qua. Ok. Mo devo andare nella sala riunioni personale di Webex. Vabbè, se ho detto sala riunioni personali di Webex non mi prendete in giro perché io uso Webex per fare le video lezioni. Però da mercoledì si ritorna in presenza, si gode. Intanto sto su Webex, sto nella sala riunioni. Vabbè. Sto parlando a telefono. E intanto ho vinto. Però dovrei fare nuove task. E vabbè ragazzi, che dire. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.